Ok, vediamo solo la prima parte perché è un po' lunga, quindi mettete mi piace, quindi fa basso, anche di questo ci sono miliardi di tutorial, però siccome ho fatto un video, me l'hanno chiesto, insomma lo faccio. Sesta a vuoto, sesta secondo, la maggiore. Io la maggiore lo faccio con un mezzo parré, però potete farlo anche con la maggiore, però è difficile fare sta roba. Io lo faccio con il mezzo parré, quindi metto il barré però sulla quarta, terza, seconda e faccio una specie di legatura sulla seconda corda, quindi do diesis, re, do diesis e poi ritorno, quindi seconda, terza, quindi siamo, questo è più difficile. Questo è sesta corda, quarto tasto, quarta corda, secondo, terza corda, quarto, seconda corda, quinto, insieme, quindi sesta, quarta, terza, seconda. Quindi da qui passate a un barré, tac, secco sullo secondo tasto, sesta, quarta, terza, seconda, quindi sesta, mantenete il barré però abbassato in modo da avere la sesta corda, quindi è un fa diesis col basso mi, re, basso fa diesis, classico, sesta, secondo, quarta vuoto, terza, secondo tasto, seconda corda, terzo tasto. Non suonate la prima, ma fate così. Sesta, quarta, terza, seconda. E fate. Togliete solo il basso. Ok, così vi rimane la quarta vuoto. Quindi togliete solo il basso. Mi settima. E di nuovo là. L'intro è così. Diverso quando canta, quello è solo l'intro, quando canta va direttamente sull'accordo. Non c'è il basso mi qua, fa magari questo lo vediamo, magari vedi che ritornello, fa diesis minore, quindi fa diesis minore. Guardate, questo accordo è un barré sul primo, difficilissimo, quindi suonate primo, terzo, sulla seconda corda mettete il 2 e sulla prima il 4, quindi sesta corda, prima corda, terzo, seconda corda, secondo, e la settima, quindi